Servizio per il Licciardello, quindi chiamato in causa Matteo Fichera sul versante di sinistra, sguscia l'avversario in aria, Fichera sotto misura, la respinta, poi la rete, il gol da due passi di Nathan Bandundi, la sblocca l'Aci Sant'Antonio al minuto 25 di questo secondo tempo con la rete del numero 9 Bandundi. Al Sant'Antonio 1, Leon Fortese 0, la rete da parte del numero 9 Nathan Bandundi che da due passi sotto misura mette dentro per il vantaggio della formazione biancazzurra. Colpisce Giuliano per la mano, viva la palla, c'è calcio di rigore per l'intervento irregolare in area su Caputa e c'è penalty anche per la Leon Fortese. Calcio di rigore, va Caputa, la battuta e la palla in rete all'angolino, aveva intuito Di Martino ma non ha potuto controllare il pallone e respingerlo. E arriva il pareggio della Leon Fortese al minuto 38 di questo secondo tempo dagli 11 metri. Non sbaglia Caputo.